verissimo, perché è l'unica che può coprire il ruolo di numero 3 davvero di ruolo. La numero 11 Pastrello e la numero 10 scusate, la numero 5 secondi per andare al tiro con Crudo da lontanissimo. Da Russo arriva il blocco di Kelly. La penetrazione di Russo sotto mano solo sul primo ferro. Mitchell viene raddoppiata, lo scarico per Kelly da lontano. Pastrello si mette poi spalle a canestro per giocare con i suoi maggiori centimetri, si gira al centro dell'area. Nelle sfide 1 contro 1 sbaglia però il tiro la giocatrice portoricana. Allora Kelly prova ad attaccare, gira a tornarazza, segna. Le giallo-nere con Kelly a quota 5. Guatmi intanto fino in fondo, mano destra. E come vedete Panzera è alla sua prima partita dopo l'infortunio. Aspetta il blocco di Grace per liberare Guatmi, anticipo di Kelly, prontissima alla fuga a tutta velocità. Lei non sbaglia il layup, riparte con Dotto, si fa restituire il pallone, guarda il canestro, prende la tripla. Ancora per lei la giocata, poi scarica per Graves, guarda il canestro, lo prende. Poi trucco, spalla a canestro, linea di fondo, attacca, arriva fino in fondo, segna. Pilabere, si ripassa da Marcella Filippi, 1. Graves che può ricevere dalla distanza, mette palla per terra, arriva fino in fondo. Dotto deve ripartire, c'è pressione di Mitchell, questa volta però l'angolo del blocco di trucco è ottimo. Il palleggiare sul tiro, ancora un buon blocco, infatti Graves riesce a liberarsi, comodissima. Buona difesa a 3, trucco deve contenere sulla linea di fondo. Mitchell era rimasta in posizione, poi se la sente da 3 con Graves, ancora a rimbalzo, un po' di difficoltà. Primo tempo, 15 se ne sono già andati, 25-24 punteggio. Dotto prova ad attaccare, riesce ad attaccare, arriva fino in fondo. Corto Filippi, Mitchell a rimbalzo, ancora Filippi dalla distanza, anzi è Pastrello. Palleggio e scarico per Graves. Allora Milazzo prova un po' a correre, Filippi guarda il canestro in modo molto minaccioso, poi scarica per Milazzo. Svitamento sul fondo, il vantaggio contro Filippi, non lo sfrutta tirando. Riesce ad entrarci ora, arriva però la recuperata di Mitchell, comodo, impallata sul primo ferro. Kelly in transizione, Milazzo da 3 che rilascia e che canestro. Stare attenta a non uscire troppo presto dalla partita. Guatmi in penetrazione, Senza tabellone, scrivi 2. bel taglio linea di fondo per Pastrello che poi trova Marcella Filippi sotto le planche, continua a tenere l'icona aperta, che ne parliamo sicuramente, magari dopo il canestro di Dotto. Sì, trova Kelly che da quella distanza non se la sente, va invece da Mitchell che si scoraggia, anzi potrebbe tranquillamente entrare nel match in qualsiasi momento. E intanto ancora Milazzo. 6 punti iniziano ad essere un piccolo canyon, vediamo se Guatmi riesce a ridurlo leggermente di talento. Doppia cifra anche per Guatmi, ampiamente superata, quota 12. Mitchell con il tiro morbido di Dotto, la penetrazione numero 0, si ferma per andare da trucco, poi Crudo si gira, tira, segna. Frazione di passi di Kelly, che comunque è sempre una fucina di movimenti dentro l'area, meravigliosi. 2 volte sul ferro la ripartenza di Kelly, che ormai fa lungo il playmaker. Mitchell da 3, c'è tanto contatto ma gli arbitri non fischiano. Allora Dotto va a prendersi l'arresto a centro area, di coraggio, si ferma, va da Kelly, partenza linea di fondo dietro la schiena per liberarsi, anzi per liberare. Palla in mano poi a Dotto e Guatmi si gira, prende il tiro corto, anzi no, buono. Inizia a sentire il peso della partita. Dotto prova ad attaccare, palleggia, arresto, tiro, canestro. Lo scarico poi per Kelly che attacca a centro area contro Graves, lo pallone che Graves mette il blocco, 10 per andare al tiro. Dotto palleggia, arresto e conclusione. 24 secondi, piccola discrepanza, ma naturalmente deve accelerare e non di poco, solo sul secondo ferro. Sentite l'esultanza di Casa Sesto, perché è una partita, come diciamo, sudata, è stata una vittoria di fatica.